Qual è il giudizio finale, anche se manca una partita, su una stagione della Nuorese, in generale anche della vostra avventura, piena di alti e bassi? Beh, direi che comunque è una stagione importante perché al primo anno di Serie D, dopo tanti anni, la Nuorese ha centrato con 5 giornate di anticipo la salvezza. Sicuramente abbiamo lasciato durante il cammino qualche punto, ma ripeto, ci può stare perché siamo venuti a mancare nel momento topico con delle mancanze di giocatori che sono stati, insomma, che erano giocatori importanti per la nostra formazione. Quindi, infortuni e squalifiche. Sì, purtroppo però è una stagione, certo, mentre invece le altre squadre magari in quella partita erano al completo e noi eravamo incompleti, però non è che poi sono scusate, perché comunque io ho sempre il parere che quando uno non c'è o è infortunato o squalificato c'è sempre qualcun altro e bisogna dare l'opportunità anche a chi subentra di poter sostituire. Il lato buono è che ci avete creduto fino alla fine, fino alla scorsa settimana quando la matematica ha detto di no. Ancora stasera però siamo venuti a sapere del risultato dello Stiamare e quindi ci mordiamo le mani, le abbiamo finiti, adesso il pezzo del braccio ci mangiamo, però purtroppo non si può fare niente, è andata così e niente, cerchiamo di chiudere domenica in casa con la Viterbese e questo comunque è un campionato importante per la Nuorese. Dal punto di vista tecnico anche dei giocatori, da dove può ripartire questa Nuorese, per quello che si è visto anche quest'anno? Beh, sicuramente la Nuorese ha una bella ossatura dove si può ripartire con dei giovani interessanti e anche, diciamo, tra virgolette vecchi che io non, insomma, la regola dei giovani secondo me è sbagliata perché comunque se una società ha dei giocatori bravi che hanno anche 15 anni un allenatore sarebbe un pazzo a non farlo giocare, quindi secondo me è sbagliato in tutti i sensi, solo che c'è la regola e bisogna adeguarsi a questa regola.